nella nuova edizione del nostro TG, ma come di consueto vediamo il consueto bollettino della Regione Calabria, gli aggiornamenti sul coronavirus. Questo è il consueto bollettino della Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 3.546 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 319, 27 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 3.227. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 9 pazienti in reparto, 12 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare; a Cosenza 35 in reparto, 3 in rianimazione, 39 in isolamento domiciliare e 5 deceduti. A Reggio Calabria 24 in reparto, 5 in rianimazione, 59 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 4 deceduti. A Vibo Valentia 2 in reparto, 1 in rianimazione, 15 in isolamento domiciliare. A Crotone 18 in reparto, 39 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.952, così distribuiti: 1.344 a Cosenza, 699 a Crotone, 716 a Catanzaro, 796 a Vibo Valentia, 3.397 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 11.400. Si aggrava però il bilancio delle vittime del coronavirus in Calabria. Ad oggi sono 12 i decessi. Salgono a 12 in Calabria i decessi di pazienti affetti da Covid-19 dopo i 3 registrati questa mattina nel Cosentino. Dal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva la notizia della morte di un 79enne ex docente universitario ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pneumologia. Presentava un quadro clinico complesso. I sanitari del nosocomio hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte, ma nel primo pomeriggio l'uomo è deceduto. Nella città dello Stretto è la 4ª vittima positiva al coronavirus. Una giornata davvero drammatica quella di oggi per la Calabria. Nel pomeriggio un altro decesso registrato all'Annunziata di Cosenza. Si tratta di un 80enne positivo al coronavirus che era ricoverato a pneumologia, che in questo momento è un reparto unico con malattie infettive, e questa mattina sono morti altri 2 pazienti ricoverati sempre all'Annunziata di Cosenza. Avevano 75 e 62 anni ed erano originari di San Lucido, la cittadina chiusa per decreto dalla governatrice Santelli per evitare che il possibile focolaio di infezione possa diffondersi. E sempre questa mattina la notizia del decesso di una donna di 57 anni di Corigliano Rossano, ricoverata a Cetraro da un paio di giorni. Si aggrava dunque il bilancio delle vittime: 7 nel Cosentino, 4 a Reggio e 1 a Crotone. È stato chiuso anche il comune di Bocchigliero. L'ordinanza firmata nel pomeriggio da Iole Santelli, presidente della regione, una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al coronavirus registrati negli ultimi giorni. Bocchigliero è il 7° comune calabrese per il quale è stata disposta un'ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come è avvenuto già per Serra San Bruno, Montebello Ionico, San Lucido, Cutro Rogliano e Santo Stefano di Rogliano. Ma vediamo adesso qual è la situazione al pronto soccorso di Cosenza. Si lavora nel pronto soccorso degli ospedali calabresi per gestire l'emergenza coronavirus, ma qual è la situazione a Cosenza? La situazione è ancora abbastanza tranquilla, nel senso che abbiamo circa 25 pazienti ricoverati e ne abbiamo 3 ormai già studiati in pronto soccorso che attendono di essere collocati in reparto. Ma la struttura è in grado di reggere? Sì, la struttura è in grado di reggere. Certo che se ci fosse un supporto anche dalla periferia reggeremmo anche un pochettino meglio, ma diciamo che al momento la situazione è gestibile. Si chiede dunque un maggiore supporto da parte degli ospedali SPOC. Come spesso accade, ci sono un po' di difficoltà di comunicazione, mettiamola così, con gli SPOC rispetto all'ospedale di Cosenza, che è il centro hub, però tutto sommato la situazione è ancora gestibile. Da Cosenza a Catanzaro vediamo qual è la situazione nel reparto di malattie infettive del Pugliese Ciaccio.
Allora, buongiorno dottor Cosco. La prima domanda naturalmente è quella d'obbligo. Come va? Come state affrontando questa emergenza? L'affrontiamo, crediamo almeno di affrontarla nel migliore dei modi, anche perché i numeri fortunatamente si stanno contenendo, per ora non sono molto drammatici questi numeri, per cui la struttura sta facendo perfettamente. Ecco, voi siete in grado finora quindi di reggere l'impatto di questa emergenza? Sì, abbiamo anche previsto un impatto maggiore. Le faccio un esempio: l'unità operativa di malattie infettive ha raddoppiato i suoi posti, così come sono aumentati di molti i posti della terapia intensiva. Ecco, in questo momento quanti ospiti voi avete? Con Covid-11 e 10 in rianimazione. Ci sono dei casi particolarmente importanti, gravi? Un pochino sì, ma fortunatamente diciamo che in linea generale posso dire che stanno migliorando. Dottor Cosco, state già facendo sperimentazione di questi nuovi farmaci di cui si parla? Guardi, con il farmaco biologico sì, abbiamo iniziato da venerdì scorso e fra oggi e domani dovrebbe arrivare il Remdesivir, per cui vediamo un poco. Avete già qualche risultato? C'è un miglioramento dei parametri vitali e respiratori dei pazienti. Ma come gestire questa emergenza? L'analisi del presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza. Medici in prima linea per combattere il virus, ma come va organizzata questa emergenza? Come bisogna rispondere? Sentiamo il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcioni. Il vero problema è questo: la malattia purtroppo è una malattia complessa, merita competenze diverse. Spesso è una malattia assolutamente instabile, per cui il paziente può precipitare in meno di 12 ore, qualche volta in poche ore da una situazione di quasi benessere è necessario intubare. Questo ci dicono chi ha più esperienza